Non c'è fretta a recepire il vincolo della soprintendenza sul Cataio ed è nuovamente polemica. La posizione espressa dal sindaco di Due Carrare Davide Moro riapre infatti con forza le discussioni su un capitolo, la costruzione del centro commerciale più grande del Veneto in un'area di pregio storico e naturalistico che, come vi abbiamo raccontato in questi mesi, sembrava chiusa definitivamente. Noi sappiamo, come ha dichiarato anche il sindaco, che il vincolo è operativo e definitivo, però adesso c'è l'obbligo da parte dei 3 comuni del recepimento. E non capiamo questa volontà del sindaco di dilatare i tempi in attesa delle mosse di DEDA o di un pronunciamento del TAR. La società ha infatti presentato ricorso al TAR e, sostiene il sindaco Davide Moro, il comune preferisce attendere il pronunciamento dell'autorità giudiziaria. Il comune deve rispettare la legge e fare quello che gli impone. Tra l'altro il sindaco ha usato molta solerzia nel rispettare i tempi quando è andato in consiglio comunale per l'approvazione. E non capiamo perché adesso non usi la stessa solerzia per fare un provvedimento che metta la parola fine a questo contenzioso, a questo progetto. Insomma, la questione resta caldissima, il vincolo della soprintendenza è operativo, ma al municipio si chiede a gran voce anche un atto politico. Associazioni e cittadini intendono proseguire la loro battaglia fino a che non arriverà anche quello.